Euroregione News. Terrapiattisti contro Galileo Galilei. Siamo andati a Gorizia presso l'Isis Galileo Galilei, Enrico Fermi e Nicolò Pacassi, dove il dirigente scolastico Alessandro Puzzi ci ha presentato gli istituti con tecnologie che fanno invidia a molte aziende. Da lunedì, ovviamente, come ormai è noto con l'ordinanza di Fedriga, saremo costretti a chiudere, nostro malgrado, nostro malincuore, però l'emergenza c'è e quindi dobbiamo prendere i nostri provvedimenti. Approfitteremo però delle porte che l'ordinanza ci apre e quindi cercheremo di rimanere aperti con un orario modificato per i laboratori tecnologici del triennio che sarà impossibile svolgere da casa, in quanto i laboratori sono sicuramente la parte qualificante di un istituto come il nostro, e quindi riorganizzeremo l'orario in presenza degli alunni in modo da garantire il più possibile le ore nelle officine e nei laboratori dell'istituto. Ovviamente il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. In periodo siamo comunque riusciti, anche grazie ai finanziamenti che lo Stato e la Regione ha fatto, a potenziare sicuramente le connettività dell'istituto e le dotazioni tecnologiche della scuola. E poi per quanto riguarda la questione educativa si parla tanto di resilienza oggigiorno, no? Quindi la capacità di affrontare le emergenze e saper resistere. Speriamo in questo senso di rafforzare in qualche modo la resilienza di tutti, studenti, alunni, insegnanti, genitori, pur sapendo che la cosa è difficile, insomma. Comunque cerchiamo di fare quello che si può e vedere il bicchiere mezzo pieno. Da Gorizia per Euroregione News, Marco Masciò. Euroregione News.